Nell'immaginario collettivo delle genti friulane esiste questo orco che dorme sotto le falde delle montagne, è l'orco Lat, e ogni tanto si sveglia ponendo i piedi sulle creste montane, scuotendole e producendo la tragedia che c'è stata. Gemona, Forgaria, Bordano, Maiano, San Daniele, Buia, tutte le valli della montagna si sono risvegliate la mattina dopo in un'alba che le cronache hanno raccontato essere un'alba caliginosa. Nella memoria di coloro che hanno vissuto quei momenti drammatici, la notte del 6 maggio è stata attraversata dal grido delle sirene. La popolazione che era sopravvissuta, che era riuscita a scampare al crollo degli edifici, si era radunata nei campi, sul bordo delle strade, trovò ricovero in maniera molto occasionale all'interno delle macchine inizialmente. Non si sapeva quello che poteva essere davvero accaduto perché le comunicazioni saltarono immediatamente.